Tre candidati forti, no? Due candidati forti, assolutamente. E la battaglia si pronuncia dura, ma soprattutto per loro, perché questa è la prima volta che si scontrano contro dei cittadini che entrano in regione, che sanno quello che vogliono e soprattutto che sono puliti, che sanno cos'è la legalità, che sanno cos'è l'onestà e non hanno paura di nessuno perché non devono rendere conto a nessuno. Per noi il Veneto è una regione importantissima, prima di tutto perché è la nostra regione, ma in secondo luogo perché ci ha regalato il primo consigliere comunale d'Italia, ci ha regalato il primo comune a 5 Stelle e sono sicuro che ci regalerà anche la prima regione a 5 Stelle. Ho imparato tantissimo e sinceramente ho tantissimo da imparare. Ho tantissimo da imparare ed è per questo che ho bisogno del gruppo. Ho imparato cosa vuol dire anche confrontarsi con delle realtà politiche che purtroppo fanno dei poteri, delle lobby, le loro grandi forze e non delle forze dei cittadini. Non vanno a rappresentare i cittadini, vanno solo a rappresentare gli interessi che rappresentano. Prima di tutto i tagli agli stipendi, tagli ai vitalizi, bisogna fare una profonda pulizia nei conti, bisogna riportare un principio di legalità, una legalità che deve essere diffusa e profonda. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo andare a prendere tutte queste persone, queste sacche di potere e clientelismo che si sono create e andare ad azzerarle. Non possiamo più pensare che ci siano persone oggigiorno che combattono in strada contro Equitalia, contro le tasse, contro i problemi di ogni piccolo imprenditore e di ogni lavoratore e che ci siano persone che spesso si stanno stracciando le vesti perché rischiano di perdere il vitalizio. Ma dove stiamo andando a finire? Noi siamo per i 2 mandati, però 2 mandati e poi basta. Questo è il punto. Non si deve creare un rapporto di carrierismo all'interno della politica. Noi dobbiamo solamente essere delle persone prestate alla politica. Non bisogna uscire dalle logiche di io costruisco la mia carriera nel mondo della politica restituendo i favori che mi vengono dati per riuscire a guadagnare le posizioni.